Oggi con grande soddisfazione abbiamo ospitato a Palazzo Ferrofini il dottor Daniel Lumera e il professor Ennio Tasciotti per la presentazione del libro Fermati e respira. Qualcuno può dire: ma cosa c'entra questo libro, questa presentazione nel palazzo del Consiglio regionale? C'entra e come? Perché in questo libro viene spiegato come la tradizione della spiritualità, della meditazione, si unisca alle evidenze scientifiche legate alla ricerca scientifica per spiegare quanto importante sia lavorare sulla prevenzione, sul concetto di respirazione e di meditazione, che possono avere dei benefici di tipo medico, di tipo di salute, di tipo di benessere e aumento della qualità della vita per tutte le persone. Per cui da un punto di vista anche politico, gli amministratori come gli atleti, attraverso la pratica della meditazione, possono migliorare la loro attività, la loro attività amministrativa, ma nello stesso tempo la Regione Veneto, attraverso aderire a progetti legati alla prevenzione, legati allo studio, alla ricerca in ambito medico, sociale, sociosanitario, e soprattutto legati poi alla terza età, all'anzianità, agli studi e alle evidenze scientifiche sulla longevità, possono essere efficaci per migliorare la qualità della vita, ma nello stesso tempo guadagnare un sacco di risorse economiche, perché poi di fatto, tenendo conto che il bilancio per la sanità nel bilancio regionale incide per il 90%, in questo caso sarebbe proprio un investimento di tipo economico e soprattutto poi sociale, ma anche di felicità stessa, perché il dottore Lumera ha spiegato come attraverso la meditazione, la felicità e la gentilezza, attraverso le varie attività, comuni felici, no? La giornata della gentilezza, si può migliorare l'attività di tutte le persone, migliorare la qualità di vita e la longevità e il risparmio economico. Il titolo è emblematico per questi tempi perché viviamo in una società iperperformante, la nostra mente è costantemente infiammata, si parla di infiammazione cronica del cervello e della mente, abbiamo una produzione di ormoni dello stress e di stati di infiammazione altissimi e abbiamo necessità di un approccio naturale, supportato dalla ricerca scientifica, che ci mostri tutte quelle tecniche semplici e naturali che aiutano il benessere, la salute e la qualità della vita. Il respiro consapevole è uno di questi, che aiuta a disinfiammare, a rallentare i processi di invecchiamento, avere più lucidità mentale e potenziare le nostre abilità cognitive, e questo libro è dedicato esattamente alla facilità dell'apprendimento di queste tecniche. Possiamo utilizzarlo, i nostri progetti sono stati applicati in contesto ospedaliero, quindi nello stress, nel burnout delle professioni mediche e sanitarie, nelle carceri per la gestione del conflitto, nelle scuole per il potenziamento delle abilità cognitive dei ragazzi, per le sindromi di deficit di attenzione, bullismo, aggressività, e in tutta la fascia di popolazione locale, nelle imprese, in Banca Italia, in tantissime imprese pubbliche e private, dove sia la performance da un lato che il benessere, la salute e la motivazione sono i temi fondamentali. Mi piace essere qui a fianco a Daniel per sfatare un po' questo strano mito che associa la meditazione a una pratica new age, spirituale, che parla solo di energie. Ecco, quello che scienza e medicina stanno dimostrando è che non si parla solo di energie vitali, ma si parla di un impatto diretto sulla fisiologia del corpo. La meditazione migliora la qualità del respiro, abbassa i livelli di battito del cuore, migliora la produzione degli ormoni dello stress abbassandola, e quindi ha un effetto reale, misurabile, comprovato su aspetti della fisiologia del corpo, e questi sono fondamentali sia per stare bene adesso, la mindfulness, ma sono anche fondamentali per garantire un invecchiamento di qualità. Quindi quella della meditazione e della respirazione io la metterei quasi come una nuova medicina, come un nuovo tipo di modo di curarsi, e questo insomma è quello che vorremmo passare poi a chi magari per la prima volta si avvicina a queste pratiche. Fatele con la consapevolezza che vi porteranno un giovamento fisico reale sulle vostre qualità di vita e sul vostro benessere.